Allora, ben ritrovati per questo video. Io saluto il direttore di Solidarietà Veneto, Paolo Stefan. Buongiorno direttore. Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti. E buongiorno appunto a chi ci ascolta e ci vede sulle piattaforme. Ricordiamo che è possibile interagire ponendo delle domande a cui poi il direttore risponderà in un secondo momento, ed anche agli amici di Radio Più che ci vedono e ci sentono online sul sito internet. Allora, caro direttore, beh, inevitabile il discorso dell'invasione della Russia in Ucraina. Noi chiaramente non le chiediamo tanto di questioni politiche, ma evidentemente l'economia e anche, se vogliamo, la previdenza integrativa possono essere influenzate da purtroppo questo conflitto. Punto interrogativo, lo chiediamo a lei direttore, se sì, eventualmente come. Sì, diciamo Claudio, effettivamente i fatti di questi giorni hanno un impatto, un'importanza tale che non può essere ignorata nell'ambito del risparmio. Naturalmente parlare di risparmio in questa situazione lo facciamo col massimo rispetto nei confronti di chi è umanamente toccato da questi fatti da vicino, penso ai cittadini dei paesi dell'Ucraina, insomma, e anche penso ai tanti iscritti al fondo pensione che vengono da quel paese e a cui esprimiamo naturalmente la nostra vicinanza e solidarietà. E ci corre l'obbligo per il mestiere che facciamo di in effetti trattare di impatti finanziari derivanti dalle tensioni che si sono registrate, e lo facciamo anche con un pizzico di pudore, proprio tenendo conto di questo, un po' come è successo un paio d'anni fa, che di fronte alla crisi Covid ci siamo dovuti fermare e parlare anche di impatti finanziari, ma ahimè dall'altra parte c'erano delle vite umane. Detto questo, allora arriviamo a questa situazione dopo un mese, quello di gennaio, nel quale già i mercati finanziari avevano ballato, avevamo assistito all'andamento negativo delle borse nel mese di gennaio e anche al rialzo dei tassi di interesse, soprattutto in Italia e anche negli Stati Uniti, legato alle aspettative di inflazione. Quindi, diciamo così, dopo tanti anni di crescita sui mercati finanziari, sia azionari che obbligazionari, già a gennaio ci aveva dato il segno di quello che tante volte forse ci siamo detti anche nelle trasmissioni del passato. I mercati sono sopraquotati, soprattutto i mercati azionari, e quindi va probabilmente messo in conto anche uno storno. Certo che naturalmente un conto è uno storno di dimensione X e un conto è la volatilità sicuramente intensa che è collegata a fatti di una gravità come quella dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, insomma. Volatilità significa rivedere situazioni come quella del marzo 2020, ma come anche, andando indietro, quella del dicembre del 2018, quella del 2011 con lo spread, del 2008 di Lehman Brothers, andando indietro ancora. Addirittura si parlava nei giorni scorsi con i colleghi più anziani al caso delle Torri Gemelle, quando mi diceva il direttore Franco Deotti, direttore prima di me, mi ricordo quel giorno ero in un'azienda e uscì di corsa il capo del personale dicendo: sta scoppiando la terza guerra mondiale. Ecco, quindi diciamo, pur nella gravità dei fatti, gli effetti sui mercati finanziari sono un qualche cosa di rilevante, ma tutto sommato di conosciuto. E da questo punto di vista l'esperienza e lo stile di gestione di un fondo pensione noi crediamo che possa avere, soprattutto in queste circostanze, dei punti di supporto, dei paracadute, chiamiamoli così, che si possono aprire in maniera efficace. Ecco, direttore, quindi volatilità delle borse va bene, le notizie magari di questi giorni con le borse particolarmente altalenanti, e lo saranno forse anche per i prossimi giorni, devono allarmare i nostri risparmiatori, perché ecco, io metto i miei risparmi da voi in Solidarietà Veneto per una pensione in futuro. Devo essere, tra virgolette, allarmato, cioè chiamare subito Solidarietà Veneto, spostami da un comparto dinamico a un comparto più prudente, cioè mosse di questo tipo possono essere vantaggiose oppure le sconsigliate? No, direi che il fattore determinante in queste fasi è proprio la razionalità.
l'emotività non ci conduce mai a soluzioni ottimali, però occorre dire che normalmente gli iscritti al fondo pensione, gli associati, non hanno un atteggiamento di questo tipo, anzi è normalmente un'eccezione. È chiaro che se tu hai fatto un investimento a breve termine, che ne so, con una acquisizione di azioni una tantum e con un orizzonte temporale molto breve, allora magari in questa situazione intervieni con operazioni di questo tipo, ma ricordiamoci sempre che il fondo pensione si chiama fondo pensione proprio perché l'obiettivo dell'investimento è la pensione, l'investimento è a lungo termine, quindi se prendiamo anche un iscritto, un associato che si trovi un po' come noi a metà del suo percorso lavorativo o comunque abbia 10, 15, 20 anni da qui al momento del prelievo finale, ebbene la volatilità, specialmente se si è sul comparto dinamico, e ricordo che per Solidarietà Veneto 3 lavoratori, 3 iscritti su 10 sono sul comparto dinamico, ma normalmente sono ancora nella fase iniziale del loro percorso di versamento, per cui questi elementi di volatilità in alto o in basso fanno parte un po' della scelta di investimento che è stata fatta e dobbiamo ben ricordare per questi iscritti che la parte più importante del percorso di investimento non è quella passata, magari sono iscritti da noi da 10 anni, è quella futura e lì dobbiamo avere la nostra concentrazione, dobbiamo tenere la nostra concentrazione sul fatto che comunque di qui in avanti noi faremo al fondo pensione versamenti, nuovi versamenti e attraverso questi versamenti abbiamo la possibilità di capitalizzare nel lungo periodo risultati sicuramente positivi. Dov'è che avrei paura? Beh, guarderei con attenzione altre forme di investimento magari che hanno profili di rischio più elevati. Tante volte ci siamo detti nella trasmissione questa o anche alla radio, che la filosofia di Solidarietà Veneto è sempre quella del meglio un punto di rendimento in meno per essere più protetti nei periodi di difficoltà. Eccolo qua un periodo di difficoltà. Tipicamente i comparti dinamico, reddito, così via di Solidarietà Veneto, quando i mercati vanno male, spiccano nelle classifiche dei migliori prodotti perché sono quelli che difendono di più. Grazie a che cosa? Meno azioni della media, una notevole diversificazione anche su strumenti finanziari che non sono toccati, se non marginalmente, dalle situazioni di questo tipo, una duration, ecco, un aspetto un po' più tecnico, diciamo, una duration corta degli investimenti obbligazionari, vuol dire che tipicamente il fondo non investe in titoli della durata di 50 anni, che ogni volta che c'è un movimento di tassi subiscono delle oscillazioni molto importanti. Ha una duration breve, quindi contiene il rischio. Non solo, quando le cose vanno male ci sono, sapete, c'è la corsa ai beni rifugio, viene sempre in mente l'oro, no? Ma un altro bene rifugio è il dollaro, per esempio. Quindi se tu hai una parte dei tuoi investimenti quotata in dollari, ecco che quella lì fa da contrappeso rispetto all'andamento negativo di altri mercati. Quindi diciamo che la strategia di investimento di Solidarietà Veneto, che magari nei momenti di vacche grasse risulta meno aggressiva, ecco, rispetto ad altri prodotti, più cauta, diventa preziosa nei momenti in cui le cose vanno male e diciamoci la verità, ogni tanto nella storia capita che ci siano degli eventi nefasti, ne abbiamo ripresi alcuni, ecco, negli ultimi 20 anni, però guardiamo anche i risultati di questi ultimi 20 anni o anche 30 anni di Solidarietà Veneto. Abbiamo attraversato una sequenza di crisi, alcune le abbiamo citate, dall'impatto anche emotivo violento. L'iscritto che ha continuato il suo percorso di investimento senza patemi d'animo, senza rincorrere i fatti in maniera improvvisata o sulla base dell'emotività, beh, non so, negli ultimi 10 anni nel comparto dinamico ha incassato un rendimento netto del 92%, eppure dinamico era quello che nel 2009, Lehman Brothers, nel 2008, pardon, aveva fatto meno 14%. Quindi ecco, mi sento assolutamente di rassicurare gli iscritti al fondo pensione, ma in effetti non ne vedo neanche motivo perché non abbiamo neanche tutto sommato segnalazioni di richieste di chiarimento in maniera rilevante, che probabilmente anche chi sceglie il fondo pensione è educato, gli è stato chiarito che il percorso di investimento va in una direzione di un certo tipo, insomma, ecco. Senta direttore, un altro dato di fatto di questo particolare momento europeo e mondiale è il rialzo dei prezzi dell'energia, delle materie prime, che è anche connesso con l'inflazione. Ecco, noi ne abbiamo parlato ancora nelle precedenti puntate, l'inflazione a livelli massimi da 30 anni a questa parte, speravamo forse che fosse un fenomeno momentaneo, invece pare
che non sia così anche per il futuro. Ecco, condizionerà questo i risparmiatori e secondo lei influirà anche nella capacità d'acquisto, evidentemente, di noi italiani ed europei, e conseguentemente in qualche modo anche nella gestione del risparmio? Cosa suggerisce ai nostri risparmiatori che magari sono preoccupati da questa inflazione? Beh, allora, effettivamente l'inflazione è un tema all'ordine del giorno ormai da qualche mese e l'abbiamo visto già nel mese di gennaio, oltre che adesso ripresentarsi. Dovremo sicuramente fare i conti con questo problema anche nei mesi a venire. L'acutizzarsi della crisi Russia-Ucraina con ogni probabilità andrà ad incidere in senso peggiorativo da questo punto di vista, perché sappiamo benissimo che da quei territori provengono petrolio, gas e non solo è fonte di approvvigionamento anche per l'alimentazione, per cui una qualche criticità andrà messa in conto. Ora, questo tema esula, se vogliamo, anche l'ambito del fondo pensione, però scherzando questa mattina, ma neanche questa mattina, un collega mi diceva qua se ci chiudono il rubinetto del gas, farsi la doccia tutti i giorni con l'acqua calda diventa un lusso. Ecco, diciamo che qualcuno comincia a fare anche ragionamenti di questo tipo. Non sappiamo come andrà a finire, ma la tematica delle materie prime, delle catene di fornitura è sicuramente una tematica calda che riguarda le nostre aziende. Leggiamola però dall'ambito del risparmio, che è il nostro ambito di competenza. Allora sì, anche da questo punto di vista il risparmiatore comincerà a fare delle riflessioni. Se fino allo scorso anno molti risparmiatori ci chiamavano dicendoci che avevano delle risorse giacenti nei conti correnti, non sapendo che tipo di investimenti fare, perché i titoli di Stato rendevano poco e perché magari gli strumenti proposti dalle reti bancarie e assicurative non erano graditi perché con livelli di rischio magari incompatibili con la propria propensione al rischio. Può anche capitare, no? Cioè chi ama il rischio e chi invece lo ama meno. Però si trovavano lì in una situazione di stallo con tanti soldi fermi nei conti correnti. Questa tematica forse l'abbiamo sentita anche nei giornali. Ecco che nella situazione attuale si vengono a creare paradossalmente delle criticità anche maggiori per chi tiene le risorse ferme in uno strumento che non ha nessun tipo di rendimento ma ha solo costi. Abbiamo l'inflazione che erode quel tipo di risparmio. Ecco allora che mi sento di dire a questi risparmiatori: riflettiamo sulle opportunità che abbiamo a disposizione. La previdenza complementare può essere un'opportunità? Beh, partiamo dai fattori basic, fondamentali. Ricordiamoci che chi sceglie la previdenza complementare di natura negoziale, anche senza entrare nei mercati finanziari, ha già due ordini di vantaggi. Vantaggi contrattuali dato dal maggior contributo versato dalle aziende, che altrimenti andrebbe perduto, vantaggi fiscali dato dalla fiscalità agevolata. Bene, mettiamo da parte questi due vantaggi, che diciamo è un peccato a cui è un peccato rinunciare, e osserviamo anche l'ambito dei rendimenti. Nel momento in cui i tassi risalgono, certo io ho un problema per quanto riguarda la valorizzazione di quello che ho già in portafoglio, però le nuove risorse che accedono alla previdenza complementare andranno ad acquistare titoli che hanno un rendimento un po' più alto rispetto a prima. Quindi diciamo che in prospettiva, al rialzarsi dei tassi, ho un problema forse di finanza pubblica per il nostro paese, questo lo sappiamo bene, perché i BTP rendono di più, quindi abbiamo un tema di debito pubblico, ma per il risparmiatore si rovescia la dialettica, la dinamica degli ultimi 5 anni. Da 5 anni diciamo: ragazzi, guardate che sul breve termine non ce n'è, perché il debito pubblico non rende più nulla. Beh, adesso comincia a rendere qualcosa, quindi può essere interessante ragionare non d'improvviso a spostare tutta la nostra liquidità negli strumenti obbligazionari. Certo che no, perché non conosciamo il futuro, ma con la logica del PAC, dell'investimento spalmato nel tempo, posso cominciare a diventare, segnatevi questa parola, costruttivo. Comincio a costruire un percorso di investimento, un po' per volta, investendo un po' per volta, anche accedendo a strumenti che hanno un rendimento seppur limitato, ma comunque più capace di controbattere, di raggiungere l'asticella dell'inflazione. Dopodiché, se l'inflazione fra 10 anni scende, tu comunque hai in pancia un titolo che rende magari il 2%. Quindi il mercato obbligazionario, se penalizza il passato, diventa più interessante per il futuro. E allora ricordiamoci di nuovo chi siamo noi, chi è il risparmiatore previdenziale, come me e te, Claudio. È un risparmiatore che sono più gli anni che ha davanti rispetto a quelli che ha dietro, e dunque forse ha più opportunità che costi.
Certo, anche perché, direttore, io posso dire, come risparmiatore, adesso inizio a mettere in un fondo pensione un tot di cifra, se l'inflazione dovesse continuare ad aumentare, mi trovassi in difficoltà, in qualche maniera posso sempre cambiare, vero? Il mio anche ammontare di investimento piuttosto che il comparto, cioè non è una cosa rigida, per cui faccio un contratto e poi rimane quello finché non raggiungo l'età pensionabile. Certamente questo c'è la massima libertà, massima flessibilità da questo punto di vista. Paradossalmente c'è anche chi dice c'è l'inflazione, aumenteranno i tassi, quindi i mutui diventeranno più cari e allora per mettere a posto la casa o cose di questo tipo, invece che aprire un mutuo per 100.000 euro, lo apro per 70.000 euro e vado a prelevare dal fondo pensione un'anticipazione per la differenza. Perché no? Può Assolutamente, essere una via di assolutamente, uscita si anche possono questa. fare. Voi siete sempre a disposizione, no? Come consulenza tramite il sito internet, siete presenti anche sul territorio, insomma, per qualsiasi cosa ci siete, come lei lo sta spiegando adesso a video ai nostri ascoltatori, anche, voglio dire, ognuno può avere un colloquio con voi in qualsiasi momento. Ma con un vero piacere direi, anzi più adesso che in altre circostanze, cioè se un fondo pensione, se una proposta di investimento deve essere valida per chi la sottoscrive, lo deve essere soprattutto nel momento in cui si manifestano scenari negativi. Non possiamo mica far nulla per risolvere probabilmente da qui lo scenario negativo che si è realizzato nell'est d'Europa, ma dobbiamo metterci a disposizione, e lo siamo, per cercare di trovare delle soluzioni, e credo che ci siano, per ogni tipologia di risparmiatore, il giovane che ha tanti anni davanti a sé, ma magari anche chi è già prossimo alla pensione ed ha accumulato un bel utile, una bella somma alla quale può accedere costruendo magari scenari interessanti per il suo futuro. Quindi io mi sento di dire in questo momento: chiamateci, veniamo nelle aziende, veniamo nei direttivi del sindacato, veniamo in tutte le occasioni, in tutti i posti dove possiamo essere utili al risparmiatore per interpretare al meglio questo scenario complicato. Siamo a vostra disposizione. E allora noi dobbiamo essere a disposizione della regia, però, perché ci fa segni eloquenti che abbiamo già sforato il tempo a nostra disposizione. Ma direttore, la ringraziamo moltissimo per queste utili informazioni che ci ha dato, specie in questo particolare periodo, e le diamo appuntamento alle prossime occasioni. Grazie direttore Paolo Stefan. Grazie Claudio, un saluto a tutti. Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COVIP.